sindaco! Bella lotta, dai. Forse all'ultimo seggio. È Ivano Durigone, il nuovo sindaco di Quinto, il primo cittadino sostenuto dalla lista Progetto Quinto della Lega e Forza Italia, ha ottenuto il 46,76% delle preferenze, pari a 2.225 voti. Dietro Luca Miglioranza con il 42,73%, mentre la sindaca uscente Stefania Sartori si è fermata al 10,51%. Una vittoria difficile, non scontata, visto la spaccatura del centrodestra con i due candidati Durigon e Sartori, appoggiata da Fratelli d'Italia. Una vittoria difficile? Ma la campagna elettorale è stata abbastanza intensa, con qualche colpo basso, ma noi siamo andati per la nostra strada, abbiamo sempre parlato di programmi e di visioni del nostro comune, oltre a promuovere secondo me una squadra importante di persone capaci. Cos'è che non le è piaciuto in questa campagna elettorale? C'è stato molto chiacchiericcio, c'è stato molto a guardare il passato e mai a guardare quello che si vuole fare. Noi abbiamo sempre pensato che la nostra visione è quella dei prossimi 5 anni. Nei prossimi 5 anni da sindaco cosa farà? Abbiamo un programma che è stato approvato con il voto dalla popolazione, quindi sicuramente seguiremo quel programma e cercheremo di amministrare vicino alla gente, vicino alle associazioni, vicino a tutta la popolazione, non solo a quelli che ci hanno votato. Durigon, questa vittoria a chi la vuole dedicare? Diciamo in primis alle nostre famiglie che sono state pazienti in questo periodo qua, in questo mese, e dopo a Giampaolo Dozzo che ci ha lasciato da poco. Un grande maestro. Un grande maestro.